Se il problema nazionale è che non tutti sono pronti, allora date aiuto a quelli che sono pronti. E noi riteniamo di esserlo. Il Veneto si dice pronto alla ripartenza grazie al sistema di controllo del virus messo a punto in questi mesi di emergenza. Dal governo prende sempre più piede l'ipotesi di riaperture diversificate a seconda dei territori, tenendo conto della curva epidemiologica e della risposta della macchina sanitaria. Nelle prossime ore il Ministro della Salute emanerà un provvedimento per definire criteri e specifiche soglie di allarme per una valutazione accurata della tendenza del contagio in ciascuna area del Paese. Una volta che saranno definiti questi criteri sarà possibile anche un allentamento delle misure restrittive circoscritto su base territoriale. Così il Premier Giuseppe Conte nell'informativa alla Camera. Ad oggi noi non abbiamo nessuna proposta sul tappeto, né formale né informale. È giusto che ci sia una forma di abito sartoriale, no? A questo punto dovremmo anche cercare di affrontare anche in base alle peculiarità. Riaperture che, puntualizza Zaia, dovranno tenere sempre conto delle indicazioni della comunità scientifica, del distanziamento e soprattutto dei dispositivi di protezione che non vanno portati per evitare la multa ma per proteggere se stessi e gli altri e che vanno indossati correttamente. Se mettessimo in sicurezza per bene i cittadini con quello che sono gli accorgimenti base, le mascherine, il gel igienizzante piuttosto che i guanti, il distanziamento sociale, potremmo tranquillamente, a nostro avviso, affrontare un'apertura a 360 gradi. Il Presidente è poi tornato sul tema delle ordinanze regionali, spiegando come fino a giovedì scorso fosse stato applicato il DPCM sempre in maniera restrittiva. E a proposito di ordinanze dei cittadini, arrivano segnalazioni di interpretazioni diverse della legge da parte di chi deve vigilare. Chi controlla non è chiamato a esprimere giudizi. Nel senso che chi controlla deve applicare le leggi. C'è un DPCM, ma c'è anche un'ordinanza. Chi controlla non è chiamato a decidere quale sia la norma, di rango superiore. Zaia, che ha poi ribadito a proposito di elezioni la volontà del voto nella sessione estiva. La conferenza delle regioni intera sostiene questa partita. Vorrei ricordare che le nostre interlocuzioni all'interno della conferenza delle regioni con i colleghi non ha visto sbavature, per cui penso che si possa assolutamente pensare che io spero ci sia qualcuno che metta in sicurezza le elezioni regionali. Si parla, ha spiegato il governatore, di elezioni a fine ottobre, inizio novembre, quando l'OMS ci dice che ci sarà una recrudescenza del virus. C'è il rischio, dice, che non si vada più a votare. I cittadini hanno solo uno strumento ormai, che è quello del voto, in democrazia. Io penso che sia più corretto pagare lo stipendio a uno eletto che a uno che è stato prorogato per 6 mesi. Questa emergenza, ha concluso Zaia, sarà ricordata per le case di riposo e per i ragazzi. Sul fronte scuole, in vista della ripresa delle attività con i genitori che torneranno al lavoro, la Regione è impegnata a mettere a punto delle iniziative per l'accoglienza dei più piccoli anche durante l'estate, da concordare con il governo. La valutazione di riaprire ove si può aprire, con modalità anche innovative. Il tema del network di tutte quelle realtà che sono i GREST, i centri estivi, i luoghi privati dove si portano i bimbi per i compleanni, per le festine, il tema della scuola dell'infanzia che ci hanno dato disponibilità ad essere aperti anche tutta l'estate, sostenendo economicamente le famiglie.